Firmata dall'Unione dei Comuni delle Province del Veneto, la bozza del progetto di legge è già pronta. Ora entro marzo si attende e si spera nell'ok della Regione per l'approvazione. Il riordino degli enti locali passa da qui. Il prossimo passo è l'incontro in Regione anche con i sindacati, previsto per le 12 di martedì prossimo con l'assessore regionale di reparto Roberto Ciambetti, a cui verranno presentati i dettagli della proposta di legge. Per quanto riguarda la parte sanitaria, persone diversamente abili, per quanto riguarda l'accompagnamento alla scuola o gli ipovedenti, essendo un aspetto espressamente sanitario, sia inserito all'interno della Regione, per cui del sistema sanitario veneto. Dall'altra parte abbiamo evidenziato la necessità, e riteniamo che questa è una cosa già condivisa anche con la Regione in linea di massima, caccia, pesca, protezione civile sia inserita nella delega dell'ambiente che rimane in capo alle province come delega principale, mentre le altre funzioni, cultura, sport e quant'altro, possa la Regione avocarle a sé per poi definire dove poterle trasferire o mantenerle a se stessa. Siamo tutti insieme per tutelare servizi e lavoratori, mi pare un segnale importante e la richiesta di avere una decisione e non rimandare fra un anno. Le emergenze più gravi sono la tutela dei posti di lavoro che sono messe in discussione dal provvedimento nazionale che prevede in Veneto l'esubero per 1000 persone e la tenuta dei servizi. Noi pensiamo che la Regione debba prendersi le proprie responsabilità, debba approvare in tempi rapidi una legge di riordino del territorio. Che le regioni facciano una legge è un obbligo previsto dalle leggi nazionali. Quali sono i contenuti di questa legge? Quali sono i contenuti che questa legge dovrebbe avere? È quello di stabilire chi fa cosa.